Grazie di cuore di essere intervenuti qui anche quest'anno al Senato della Repubblica. Saluto tutti i presidenti delle Pro Loco, tutti i volontari, tutti i sindaci e gli amministratori locali che sono qui oggi. E credo che oggi più che mai tutti voi rappresentate i migliori ambasciatori dei nostri territori. Oggi premiamo 48 sagre di qualità, che significa fare in tutta Italia, dare a tutte queste la maglia rosa, il giro d'Italia delle sagre di qualità, dei nostri prodotti, della nostra storia e delle nostre tradizioni. Io credo che questo rappresenta oggi qui in Senato questa manifestazione, che vedono centinaia e centinaia di sindaci coinvolti, quindi i nostri amministratori locali che sono proprio il front office con i nostri cittadini, e dall'altra parte quelli che animano le nostre piazze, i nostri territori. Proprio qui in Senato ho presentato come primo firmatario, però firmato da più di 50 senatori di tutti i gruppi parlamentari, un progetto di legge proprio che va a valorizzare e a semplificare le modalità per poter fare queste manifestazioni chiaramente all'interno delle nostre comunità. Questo credo sia l'aspetto più importante che tutti i volontari, tutti i sindaci e tutte le amministrazioni stanno aspettando. Delle 48 sagre di qualità che oggi abbiamo premiato, 7 di queste sono venete, una è la sagra del cavallo di Legnaro, che oggi abbiamo visto sia il suo presidente e anche il sindaco che hanno partecipato a questa manifestazione. La sagra rappresenta il meglio di un territorio, cresce nei numeri ma cresce sempre di più nella qualità e nel voler rappresentare al meglio ogni luogo. I nostri volontari che rappresentano una forza per il territorio sono più di 20.000 quelli che sono impegnati ogni anno a realizzare appuntamenti, e realizziamo qualcosa come 50 milioni di visitatori nei nostri eventi. Il trend 2023 ci dà dei risultati straordinari, abbiamo superato i dati del 2019, quindi c'è molto interesse per il mondo delle sagre, che vuol dire anche vivere l'emozione del chilometro zero, del vivere la possibilità di stare a contatto con il mondo del volontariato, con chi mette il cuore per far brillare la propria località.